perché la sicurezza sanitaria è sicuramente elevata, come diceva il dottor Dalben, porta un altro tassello a questa sicurezza, che è una cosa che abbiamo definito spiaggia cardioprotetta, cioè la dotazione di defibrillatori nelle torrette, in modo che in caso di eventuali arresti cardiaci, cioè di emergenze vere, l'operatore riesca ad intervenire nel giro di 2 minuti, quindi un tempo assolutamente adeguato. Accanto a questi aspetti di sicurezza sanitaria, grazie proprio a un'idea di miglioramento continuo dell'assistenza, abbiamo aggiunto qualcosa di molto più lieve, di molto più piacevole, che sono degli interventi di educazione, cioè degli incontri settimanali che riguardano 2 aspetti fondamentali della prevenzione cardiovascolare. Uno è un progetto che abbiamo ribattezzato Cammina, in cui una fisioterapista e un'infermiera insegneranno in incontri negli vari stabilimenti a come adeguatamente ci si avvicina, ci si accosta all'attività fisica. Successivamente un laureato in scienze motorie accompagnerà chi volesse partecipare a una passeggiata di un paio di chilometri, istruendoli alla camminata veloce, che è un aspetto fondamentale della prevenzione, che consente di migliorare drasticamente la propria sorte in termini di salute cardiovascolare. L'altro progetto, denominato Cucinare col cuore, che però è un'idea del dottor Martello, è un'educazione alimentare a come si mangia adeguatamente, tramite uno strumento che abbiamo elaborato qualche anno fa, che è un libretto di ricette della cucina locale analizzate dalle dietiste, nei quali una dietista appunto spiegherà il valore dei vari alimenti e come si deve mangiare se si vuole vivere a lungo. Successivamente con l'infermiera si discuteranno dei piatti in termini proprio di ricette, in modo di dare delle ricette ragionate, cioè non delle prescrizioni dietetiche in cui si dice non devi mangiare questo, non devi mangiare quest'altro, ma se mangi questo tipo di piatto introdurrai questo tipo di alimenti, quindi regolati se vuoi vivere a lungo e stare bene. Vi ringrazio dell'attenzione.